Bentornati in diretta. Il terremoto in tanti lo hanno sentito oggi pomeriggio verso le 15:45 con epicentro Ceneselli, comune della provincia di Rovigo. La scossa è stata forte, 4.2, e l'epicentro per l'appunto nel paese Rodigino. Fortunatamente non ci sono stati danni, non ci sono stati feriti, solo tanta paura. La scossa è stata avvertita un po' in tutto il nord-est fino a Trieste. Ero in ufficio e ho sentito bene la scossa, sono subito scesa in strada con un mio collega, ha raccontato anche all'ANSA Angela Gazzi, sindaco di Ceneselli, e appunto dice ho la conferma che non è successo nulla, solo tanta apprensione, e così si esprimono anche i vigili del fuoco. Ci sono state delle chiamate, ma solo per chiedere di fatto delle informazioni. Si è spenta a 100 anni Artes Monticelli Rasponi, insegnante di matematica al Collegio Pio X di Borgo Cavour per 40 anni. Tra i suoi allievi più illustri il cantautore Lucio Dalla, che la definiva la sola professoressa che era riuscita a fargli imparare qualcosa di matematica. Aveva festeggiato il secolo di vita lo scorso gennaio, la sua famiglia originaria di Rimini si era trasferita poi a Treviso negli anni 40. Amica di Federico Fellini e della moglie Giulietta Masina, lascia il figlio Stefano, i nipoti e i pronipoti. I funerali lunedì 30 ottobre alle 15 nella chiesa di Sant'Agnese. Insomma, un pezzo importante di storia trevigiana. E noi rimaniamo in qualche modo a parlare di musica, ma parliamo ovviamente di un vero e proprio mito vivente, Shel Shapiro, che sabato sera si esibirà alla Story di Mogliano Veneto, biglietti quasi esauriti, ma lui rivolge un invito a tutti i telespettatori di Antena 3. Buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3, ecco, sono Shel Shapiro e sono qui per dirvi che sabato sera a Mogliano Veneto, al Teatro Story, alle 9 di sera faremo un grande concerto, secondo me molto divertente, per celebrare un po' gli anni 60, un po' i miei 60 anni di carriera, con un gruppo bellissimo di bravissimi musicisti, è una storia molto bella, e quindi ecco, sono qui per dirvi questo. La scaletta è un misto di tutto, c'è un po' tutto un mondo, è il mondo mio di questa vita, insomma. Sabato 28, Teatro Story, Mogliano Veneto, dai, venite così ci divertiamo un po', cantate anche voi, perché è necessario che voi che io vi sfrutto, ecco, bisogna che voi cantate, venite, vi aspetto, abbracci, ciao. E a proposito di grande musica, boom di presenza a Gaiarine nei 2 weekend di apertura della mostra La natura canta con il cuore, una collezione di quadri e manoscritti che Augusto Daolio, fondatore con Beppe Carletti del gruppo musicale dei Nomadi, ha lasciato. L'obiettivo non è raccontare i visitatori, commenta il sindaco Diego Zanchetta, ma vedere più di 1000 persone curiose a rendere omaggio al leggendario Augusto è stata una bella soddisfazione. La mostra chiuderà domenica alle 16, ma sarà ancora possibile visitarla venerdì dalle 20 alle 22, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 22. Così dunque l'omaggio a Augusto Daolio di Gaiarine. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano inevitabilmente il caos, i veleni all'indomani della riunione del CDA della Fondazione Milano Cortina, con un duello tra Luca Zaia e Giovanni Malagò, così riferiscono le cronache. Va in pressing il Partito Democratico sia a livello regionale che nazionale. Si chiede a Zaia e al ministro Abodi di riferire in aula, in Consiglio regionale e in Parlamento. Non è che dico io che è colpa di Zaia, siccome Zaia è quello che fin dall'inizio ha detto che era merito suo se le Olimpiadi si facevano,
non è che può essere merito tuo se si fanno e colpa di un altro se poi non si fanno. È una questione di responsabilità. Va all'attacco il Partito Democratico regionale nei giorni in cui sul progetto della pista da bob di Cortina sta calando il sipario, mentre si sta alzando un polverone di ripicche e polemiche, un tutti contro tutti con i Dem che chiedono allo stesso Zaia di relazionare in aula a Palazzo Ferrofini, cominciando dai conti. Noi vorremmo sapere qualcosa, nel senso che il presidente Zaia, che pure dell'evento olimpico ha fatto una bandiera per se stesso, non ha mai coinvolto il Consiglio regionale per informarci su cosa stava avvenendo, quali decisioni erano state assunte, qual era lo stato di avanzamento del lavoro. O meglio, ci ha chiesto soltanto una volta cosa ne pensavamo quando ha chiesto al Consiglio regionale di l'autorizzazione per 85 milioni di debito. Da allora noi Zaia non l'abbiamo più visto. Ma i Dem sono in pressing anche a Roma, dove hanno chiesto al ministro allo sport Abodi di riferire in Parlamento. La questione del resto riguarda l'intero sistema paese, soprattutto all'indomani della fumata nera registrata nel corso del CDA della Fondazione Olimpica. Insomma, non si sa ancora dove finiranno le gare di slittino, bob, skeleton, 30 medaglie in tutto. Malagò lunedì a Vicenza aveva lasciato intendere di aver pronto un coniglio dal cilindro, ma quel coniglio ancora non si è visto, con Zaia che durante una riunione infuocata lo avrebbe definito un criceto. È davvero surreale il battibecco tra Malagò e Zaia. Qui non si tratta di criceti o di conigli, ma si tratta di istituzioni che dovrebbero fare fino in fondo il proprio dovere, che rischiano invece di aver perso il senso delle realtà, non avendo visto la complessità dei problemi presenti. La cronaca, tragedia sfiorata a Sospirolo, ancora una volta un incidente provocato da un ungulato. Sono passati solo 7 giorni dal terribile incidente stradale in cui è stato coinvolto un ungulato e che è costato la vita al 35enne Manuel Favaro, e la cronaca ha rischiato di ripetersi nuovamente questa mattina. Attorno alle 8, infatti, nel tratto della strada provinciale 2 che collega la frazione di Oregna alla statale 50 in comune di Sospirolo nel Bellunese, un cervo è spuntato all'improvviso dal ciglio della strada speronando un SUV che stava transitando con a bordo padre e figlia. La vettura è quindi uscita pericolosamente di strada ed è finita sull'adiacente campo agricolo, per fortuna senza conseguenze gravi per chi era a bordo, mentre il cervo è deceduto. La bambina, visibilmente sotto shock, è stata trasportata dai tecnici del SUEM all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'autovettura, mentre i carabinieri forestali e la polizia provinciale si occupavano della rimozione della carcassa dell'ungulato, e alle 9:30 il traffico è potuto riprendere regolarmente. Dalla cronaca all'attualità, sempre con Stefano Bozzi, prosegue l'emergenza legata all'arrivo dei migranti sul territorio provinciale. Dalla prefettura di Belluno l'invito alle istituzioni a farsi avanti per trovare delle sistemazioni. Mi appello alla provincia, ai 61 comuni, alla diocesi, alla Croce Rossa, a tutte le cooperative del terzo settore, alla solidarietà dei privati cittadini, perché siamo alla ricerca anche di un locale nel quale collocare 30 brandine. Aiutateci, è la richiesta del prefetto di Belluno Mariano Savastano ad enti e istituzioni del territorio nel contesto della gestione dell'emergenza migranti. Da più di un mese sono stipate in un deposito comunale 30 brandine ottenute dalla Protezione Civile Nazionale, ma non si trova in tutti i 61 comuni della provincia di Belluno un solo locale dove collocarle. Dalla prefettura le richieste alle istituzioni sono partite a tappeto in un grido non solo politico ma umanitario, perché si possa dare un tetto e un pasto alle persone che scappano da guerre e carestie per costruirsi un futuro. Abbiamo il dovere anche morale di fare tutto il possibile per accoglierli. Previsto per oggi l'arrivo di altri 5 migranti che si aggiungono ai 393 già presenti in provincia e di cui 17 sono minori. Se non troviamo al più presto una sistemazione rimarranno per strada, riporta il prefetto, e ancora servono strutture pronte all'uso, non fabbricati inagibili, con riferimento agli immobili resi disponibili da alcuni comuni, tra cui Belluno, che però necessitano di interventi di
manutenzione per poter essere occupati. Serve uno scossone in Calza Savastano e una presa di coscienza pragmatica, poiché anche nella nostra provincia, segnata peraltro a sua volta da un passato di grandissime emigrazioni, si trovino soluzioni strutturali per gestire un fenomeno che verosimilmente non si risolverà a breve. Dal Palazzo della Prefettura a Palazzo Rosso, sede del Comune, il passo è davvero breve, con il gruppo consigliare di minoranza del Partito Democratico che va all'attacco dell'amministrazione De Pellegrin. Per il Partito Democratico la questione del nido di Cavarzano è solo la punta dell'iceberg delle difficoltà della Giunta De Pellegrin. La mancata approvazione del bilancio consolidato, che ha comportato il blocco delle assunzioni e l'impossibilità di prendere in carico 10 bambini, è per i Dem la riprova da un lato di gravi carenze nella conoscenza della macchina amministrativa, dall'altro il sintomo di mancata comunicazione tra assessorati e uffici. Dopo l'ennesimo boccone amaro di un consiglio comunale definito inconcludente per la mancanza di risposte e insufficienza nel livello del dibattito, per il gruppo guidato da Claudio Bettiol è l'ora di fare il punto sulle maggiori criticità in essere. Oltre al nido di Cavarzano, la precaria gestione dei migranti, la crisi del trasporto pubblico, l'assegnazione degli impianti del Nevegal, i lavori dell'area ex Agip e Ponte Veneggia sono solo alcune, ma il vero grido di protesta è nel continuo bypass al Consiglio Comunale. Quello che si evince proprio è questa scarsa volontà di coinvolgere il Consiglio Comunale, che è l'organo eletto dai cittadini, di collaborare. Noi l'abbiamo fatto e dimostrato di farlo in più occasioni, mentre da parte del sindaco c'è stato sempre un appello alla collaborazione, ma nei fatti, nelle commissioni, nei consigli comunali non si vogliono trattare temi importanti. Come riguardo alla questione della diga del Vanoi, ritenuta dalla maggioranza come esclusa dagli ambiti di competenza del Consiglio, e a cui la minoranza risponde che è proprio in Consiglio Comunale che si debbono esprimere le posizioni sulle questioni di interesse pubblico, specialmente se ci si trova nel comune capoluogo. Idem per le Olimpiadi. Insomma, l'appello del PD è quello a un maggior coinvolgimento del Consiglio e un auspicio di un repentino cambio di marcia nell'operato dell'amministrazione. E questa amministrazione è stata eletta 1 anno e mezzo fa e quindi sicuramente la marcia la dovrebbe avere innestata, quando pare invece che sia ancora in una situazione di folle. E chiudo con un aggiornamento di cronaca sindacale. Gli ex dipendenti di Safilo di Longarone, destinati al passaggio a Telios e a Innovatec, le due aziende che hanno rilevato i rami d'azienda ritenuti non più strategici dalla società dell'occhialeria di Padova e perciò dismessi, hanno oggi sottoscritto la liberatoria ex 411 codice di procedura civile, posta come condizione necessaria per l'assunzione presso i nuovi datori. Lo riferiscono le organizzazioni sindacali, precisando che, convocati in ordine alfabetico, quelli che oggi si sono presentati corrispondono a circa il 75% del totale, mentre i rimanenti dovrebbero siglare il documento nella giornata di domani. Dei circa 450 lavoratori complessivi in carico a Safilo, circa 250 passeranno così a Telios e gli altri a Innovatec Nuco, guidata dall'imprenditore friulano Carlo Fulchir. Il rientro in produzione avverrà a Scaglioni a partire dai primi giorni di novembre. Gli addetti, in attesa della chiamata, tutti entro il 2025 avranno assicurata la cassa integrazione, a cui si aggiunge un assegno conferito da Safilo tale da ripristinare le condizioni di retribuzione attuali. Così dunque sul fronte della cronaca sindacale il fronte Safilo. Ed è tutto anche per questa edizione, non ho ulteriori aggiornamenti né da Belluno né dalla Marca Trevigiana. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Continua il viavai di perturbazioni sull'Italia, ancora maltempo e rischio di fenomeni intensi. Vediamo il dettaglio di giovedì 26 ottobre. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un tempo inizialmente asciutto, tuttavia il cielo risulterà spesso nuvoloso. Precipitazioni dapprima assenti, dal pomeriggio sera, e ce lo mostra la grafica, rovesci più diffusi. Temperature stazionarie minime sugli 8-13 gradi, massime tra 17 e 21 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo anche qui coperto con qualche sprazzo di sole inizialmente. Dal pomeriggio piogge e temporali che con il passare delle ore tenderanno a peggiorare e divenire intensi. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime sui 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi con precipitazioni diffuse soprattutto nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno agli 8-10 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.